Il CRS Betting su questo campo ha appena vinto una sfida epica all'ultimo secondo, dunque ora il Tony Ponzi Investigazioni è a +5 e la vittoria serve alla squadra di Carbone per ritornare a +8 e giocarsela all'ultima per evitare il playoff interno. Per il Facete Largo servono invece punti salvezza, ma l'impresa questa sera sembra quasi impossibile contro una squadra ancora imbattuta nel girone che viene da ben 10 vittorie consecutive. Certo è che anche gli sfavoriti però sono in serie positiva con 9 punti nelle ultime 3. Amici di Fanner, buonasera dalla Stella Azzurra, la 17ª giornata di Serie A2 della Lega Calcio 8. Benvenuti a Tony Ponzi Investigazioni, Facete Largo. Primo pallone della gara affidato al Facete Largo con Ivan Pigiatelli che va direttamente al tiro, murato dalla barriera. Subito Tony Ponzi Investigazione allora con il pallone allargato sulla sinistra da Lotti. Poi va a toccarla Leonardo, buona la posizione del Facete Largo, è ancora però a possesso del Tony Ponzi Investigazioni, il pallone viene allargato sulla destra dove c'è Davide Perazzoli, blocca Luca De Angelis. Ancora tenta l'opposizione, il Tony Ponzi riparte però sempre il Facete Largo. Il pallone adesso scambiato indietro da Borzelli, apertura sulla sinistra, tocco però di Rutolini, viene sporcato in fallo laterale, anzi è il numero 7 del Tony Ponzi, l'ultimo a toccare, la rimessa in zona d'attacco per il Facete Largo, chiuso tra due Pigiatelli, pallone torna a Tony Ponzi che gira da dietro senza paura, recupero poi del pallone, c'è l'errore in disimpegno da parte di Borzelli, non ne approfitta completamente il Facete Largo, alla fine non c'è il calcio d'angolo, riparte da una rimessa dal fondo il Tony Ponzi Investigazione, pallone scodellato verso l'area di rigore, subito a cercare il solito Davide Bettinelli, 25 gol per lui finora. Servizio che arriva in avanti, toccato il pallone da parte di Bettinelli, poi arriva al recupero Sabatini, Sabatini ancora si gira sulla destra, subisce fallo. Buono il suggerimento in mezzo, il pallone agganciato bene da Pigianelli, poi Romani chiama in carica De Angelis, centralmente il numero 99 Salzano che poi scarica, richiamato nuovamente in causa De Angelis, pallone scodellato in avanti, nessuno a toccare, arriva però Luca De Angelis. Romani, servizio in avanti, buono il tocco, Salzano prova a caricare il tiro, Salzano, grande risposta quella di Federico Ponzelli. Calcio d'angolo per il Facete Largo, da Alessandro arriva un compagno a rimorchio, poi arriva il tiro da parte di Capra, di poco fuori. Velo da parte
di Perazzoli, arriva il fischio dell'arbitro per il fallo sul numero 14 del Toni Ponzi. Fischio dell'arbitro sul pallone, Bettinelli che prova a piazzarla, in qualche modo riesce la difesa del Facete Largo a respingere quello che è il pericolo più grande, il numero 9 del Toni Ponzi, che ha segnato fin qui 25 gol in stagione. Girato poi il pallone da parte di D'Alessandro, prova a servire un compagno, riesce il Toni Ponzi investigazioni nel recupero, pallone aperto sulla destra dove c'è Bettinelli, gran dribbling il suo, buona però anche l'opposizione da parte di Salzano, anzi no perché è fallosa. Bettinelli, Borzelli sul pallone, parte il numero 6, prova ancora, rasoterra, non troppo forte, la vede uscire fuori Luca De Angelis. De Angelis lungo con le mani, il colpo di testa, il pallone messo a terra, poi arriva un buon servizio, carica il tiro, Marco Borzelli, si distende Luca De Angelis, ma solo per lo spettacolo perché il pallone è fuori. Salzano restituisce a De Angelis, di prima lancia ma direttamente tra i guantoni di Ponzelli. Suggerimento in avanti sulla corsa, poi a cercare Davide Perazzoli, recupera e blocca Luca De Angelis. De Angelis ancora lungo, altro colpo di testa, continua con una specie di tennis la partita, almeno per il momento, con i passaggi da portiere a portiere. Prova il Toni Ponzi a spezzare, effettivamente ci riesce, anche se il servizio è troppo lungo per Daniele Rutolini. Si ripartirà però da una rimessa laterale per il Facete Largo. Attenzione perché Bettinelli va al recupero su di lui, c'è un altrettanto buon recupero da parte di Salzano, che poi subisce fallo, andrà anche a batterlo. Già battuto, anzi posizione va retrocessa di qualche centimetro secondo il direttore di gara. Buono l'appoggio, poi il servizio, la girata a cercare Pigianelli, buono però anche l'opposizione da parte del portiere del Toni Ponzi, arriva poi il tiro da parte di Davide Perazzoli, ancora di poco fuori. Altro pallone lungo, posizione del Toni Ponzi che prova a ripartire con Bettinelli, ancora una volta su di lui c'è l'opposizione, non subisce fallo il numero 9 del Toni Ponzi, sponda di Pigianelli, di spalla, buono l'azione costruita, ancora Pigianelli, prova a restituire il favore il compagno, viene chiuso però il numero 11 del Facete Largo dalla difesa del Toni Ponzi Investigazioni, che riparte sempre con Bettinelli, buono il servizio, pallone al centro, prova a staccare Mauro Caputo, non riesce però a superare Luca De Angelis. Ancora suggerimento all'indietro, poi a servire Ponzelli. Pallone centrale, Bettinelli, ci prova ancora, Bettinelli ancora insiste, parte in dribbling Bettinelli, poi tenta il servizio verso l'area di rigore, a sostegno però dell'azione del Toni Ponzi c'è anche il numero 5 che va a scambiare adesso, arriva un altro tiro, ancora una volta Murato, tenta la ripartenza, il Facete Largo, ancora una volta però il pallone viene ributtato in avanti dove c'è Davide Perazzoli che va a sinistra, si libera del primo giocatore, poi tenta il servizio in avanti ma non riesce più a partire, poi ci prova Dario Leotti ma il pallone è fermo, anche se il Toni Ponzi Investigazione può ripartire da un fallo in zona d'attacco.
Alla battuta va Marco Borzelli col mancino, il pallone arriva in area di rigore, ci prova poi in rovesciata il numero 5 Dario Lotti. De Angelis, Lotti in opposizione, spazza fuori, fallo laterale. Romani arretra Pigianelli per dare sostegno ai suoi, prova ad andare in recupero Bettinelli, particolarmente difficoltoso andare ad affrontare il numero 9 del Toni Ponzi per la difesa del Facete Largo, che ci prova ancora. Buona l'opposizione da parte di Borzelli, ancora però Facete Largo con Salzano che non viene fermato, poi sì, riparte allora il Facete Largo con Borzelli, ancora una volta difficoltà però a partire Murato, poi il tiro del numero 10 Federico D'Alessandro, capocannoniere del Facete Largo con 16 gol in stagione, fallo laterale. Fallo che viene battuto a cercare ancora sempre D'Alessandro che tenta il tiro, riesce in qualche modo Federico Ponzelli a dire di no al numero 10 del Facete Largo. Ovviamente calcio d'angolo per il Facete Largo, a batterlo va Federico D'Alessandro. D'Alessandro con il sinistro prova a staccare Pigianelli, di pochissimo però non arriva. Ponzelli va corto. Calamita abbiamo entrato in campo, pallone allargato sulla destra, poi arriva il servizio a cercare Borzelli che era scattato sempre a destra, De Angelis a dire di no. Ancora Toni Ponzi, arriva il servizio verso Marco Borzelli, Borzelli ancora al recupero, senza fallo il Facete Largo al recupero del pallone, opposizione, riparte Calamita, allora Calamita si gira, prova a ragionare, poi pallone scodellato verso l'area di rigore con il colpo di testa di Patrizio Peleggi che si perde poco alto sopra la traversa. Troppo lunga la rimessa di De Angelis che ha cercato Pigianelli. Calamita ancora il numero 2 si libera del primo pressing, poi tenta di allargare sulla destra, buono il servizio a cercare Davide Perazzoli, il pallone si spegne fuori dal rettangolo di gioco per rimessa in zona d'attacco per il Toni Ponzi Investigazioni. L'uomo che vedete però era Patrizio Peleggi, numero 8, ancora Peleggi, perde lui il pallone, la rimessa laterale per il Facete Largo. A batterla va Sabatini, poi ancora riesce il recupero al Toni Ponzi solo per un attimo, fallo su Salzano. Posizione ancora da parte di Baroni che non lascia partire il Facete Largo e deve accontentarsi della rimessa laterale. Al recupero va Calamita, ancora Baroni, perde il pallone, poi lo recupera solo per un istante la rimessa del Facete Largo, l'ultimo a toccare è stato Ivan Calamita. Pallone in avanti, qui buca l'intervento il Facete Largo, ma perché Ivan Pigianelli, secondo il direttore di gara, ha commesso fallo.
Buono il servizio verso Peleggi, visibilmente trattenuto il numero 8 del Tony Ponzi. Subito il servizio sulla corta, Peleggi per Bettinelli, di pochissimo fuori il tiro del numero 9 del Tony Ponzi su un fascete largo che è stato sorpreso dalla battuta del calcio di punizione. De Angelis. Bettinelli, pallone non esce, poi sì, è rimessa laterale per il Tony Ponzi investigazioni. Pronto Del Poggetto a batterla. Ma ancora il numero 3 del Tony Ponzi che poi allarga bene sulla destra. Bettinelli riesce a partire, poi si ferma ma perché ha subito il fallo. Del Poggetto, tenta lui ancora a partire, poi allarga bene a destra ma intuisce la difesa del facete largo che riesce a spazzare. Servizio poi da parte di Peleggi, su cui c'è l'opposizione della difesa del facete largo. Peleggi che poi batte la rimessa laterale. Torna adesso in possesso del pallone, un occhio al centro, poi preferisce scaricare, arriva il cross da parte di Alessandro Baroni completamente fuori misura. De Angelis per Romani. Romani ancora deve liberarsi del numero 14 Perazzoli che è andato in dribbling. Dall'altra parte prova ad uscire palla al piede il Tony Ponzi, investigazioni, il servizio di Calamita per Borzelli, è un pelo lungo, allora c'è la rimessa laterale, ancora a spazzare la difesa del Tony Ponzi, il pallone poi arriva a Savatini, a duello con Baroni che ha commesso fallo. Romani. Buono il tentativo poi del numero 6 Calamita a far girare servizio e poi gran colpo di tacco. Calamita, ancora Tony Ponzi, tutto in velocità. Calamita poi spreca, ma l'azione era davvero spettacolare, non è riuscito poi il numero 2 a servire Davide Perazzoli. Intanto continuano le rotazioni di Carbone, fuori dal campo adesso c'è Bettinelli.
Vediamo se il Tony Ponzi riuscirà a segnare anche senza il suo numero 9 in campo. Calamita sulla corsa, il servizio per arrivare da Alessandro Baroni, pelo lungo però, pallone lanciato dal numero 2. Rimessa laterale che va a battere Luca De Angelis, rimessa lunga, il servizio dal buon Ivan Pigianelli, almeno in questa fase iniziale di primo tempo, anche qui però non subisce fallo. Prova la ripartenza in contropiede il Tony Ponzi, il pallone centrale per Peleggi, se lo fa soffiare, riparte allora il facete largo con D'Alessandro, il servizio e poi ancora D'Alessandro che non tocca, recupera Federico Ponzelli. Anche qui Ponzelli si fa soffiare questo pallone. Calamita. Certo è che se un po' impreciso in fase d'attacco il Tony Ponzi è difficile comunque far male a quella che è la miglior difesa del campionato, con soli 21 gol subiti. A fronte di 66 segnati, il secondo miglior attacco invece. Altro pallone, prova a scagliare verso la porta Ivan Pigianelli, si conquista un corner. Battuto il corner sul secondo palo, stacca Pigianelli, c'è la grandissima opposizione però fondamentale da parte di Giovagnoli. Pallone rasoterra, confusa la situazione in area di rigore, il fallo però è in attacco di Ivan Pigianelli. Calamita, servizio da Baroni, allarga a destra, un po' impreciso. Calamita va a recuperare questo gran pallone su D'Alessandro, ottimo l'intervento del numero 2 che poi scarica ancora da Baroni che tenta direttamente il tiro alto. De Angelis sulla sinistra, Sabatini rischia il dribbling De Angelis su Perazzoli che era in agguato, poi tenta Romani di toccare in avanti, regala la rimessa però agli avversari. Calamita tenta sempre lui, filtrante centrale questa volta, poi ancora recupero Calamita, il gran servizio di Peleggi a servire Perazzoli che viene anticipato, non c'è il fallo qui da parte di Perazzoli, ancora Calamita in opposizione, lotta ancora tra due, grande prestazione fin qui quella di Calamita che poi tenta addirittura il tiro che esce di poco fuori. De Angelis corto sulla sinistra, ancora il pallone arriva sulla sinistra, arriva anche il fischio del direttore di gara perché è stato messo a terra Pigianelli. Fischio dell'arbitro, Salzano sul pallone con il destro, opposizione da parte di Peleggi, poi Baroni, ancora Baroni, perde il pallone, non c'è fallo, opposizione anche di Peleggi,
Ancora però Facete Largo che prova a sfondare in area di rigore ma non riesce, può provare a partire in contropiede ma anche questo è subito stoppato da un ottimo intervento da parte di Sabatini, poi Sabatini che va direttamente da Salzano che non ci pensa due volte, tira e calcia di poco fuori. Calamita libero, il pallone viene allargato sulla destra dove c'è Peleggi che subisce fallo. Peleggi, Calamita, viene marcato, il pallone arriva a Del Poggetto che poi va centralmente, apertura sulla sinistra, perde il pallone però Perazzoli, prova allora la ripartenza il Facete Largo, ancora però grande l'opposizione da parte di Calamita che va a recuperare. Poi centralmente il Facete Largo, prova a sfondare Salzano, Salzano ancora in area di rigore, c'è il fallo, fuori dall'area però. L'anno che stiamo giocando in finale del campionato, Candine era inizio no. Lavora per dire, tutti 4-1 ha fatto 4 Uomini in barriera, D'Alessandro prova a giro, alto, sopra la traversa. Dai, Mappolo! Fine del primo tempo, è 0-0 tra Toni Ponzi Investigazioni e Facete Largo. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, alla Stella Azzurra tra Toni Ponzi Investigazioni e Facete Largo, è ancora 0-0 per il Toni Ponzi, 3 punti, vogliono dire tornare a più alto sul CRS Betting e dunque cercare nell'ultima giornata con un punto di non disputare il playoff interno ma andare direttamente a giocarsi la promozione per quello esterno. Calamita, ancora Calamita, prova, fa girare da Peleggi, Peleggi prova il servizio sulla corsa da Del Poggetto che non riesce però ad arrivare sul pallone. De Angelis va a lungo, Calamita mette palla a terra e scaricata Del Poggetto, poi centrale il pallone, ancora Peleggi che si avvicina verso l'area di rigore, butta poi dentro un tiro cross su cui non riesce ad arrivare Marco Borzelli. Controfallo e rimessa Toni Ponzi, la batte Lotti, poi però viene regalata al Facete Largo e ancora però Toni Ponzi in investigazione con il tiro liberato da parte di Borzelli. Del Poggetto centralmente, il servizio poco lungo da parte di Baroni a cercare l'inserimento di Peleggi. Anticipo secco da parte di Borzelli, Calamita ancora, gran recupero quello del numero 2, scodella verso l'area di rigore, verso Baroni, opposizione però da parte della difesa del Facete Largo, abbraccia la sfera poi Ponzelli, subito innescano nuova azione dei suoi, Toni Ponzi che deve cercare il vantaggio, ve l'ho detto in gioco c'è la possibilità di non disputare il playoff interno con il CRS Betting, di andare direttamente
a disputare il playoff con le vincitrici degli altri circoli. Sulla sinistra l'iniziativa, in area di rigore il pallone, arriva lo scarico, c'è la gran risposta di De Angelis, il pallone rimane lì, alla fine calcio d'angolo per il Tony Ponzi Investigazioni. Il colpo di testa a cercare Borzelli, il direttore di gara però ha visto un fallo in attacco. De Angelis lungo, direttamente il pallone a Ponzelli. Riparte il Tony Ponzi con Baroni che prova il servizio di tacco e di prima. Torna poi in possesso, lo scatto in avanti anche di Calamita. Ci prova Peleggi, Peleggi ancora danza con il pallone, arriva il servizio da Baroni, Calamita butta in mezzo, nessuno a ribadire in rete, attenzione però perché arriva a sostegno anche Lotti che conquista una rimessa in zona d'attacco. Lotti da Baroni, controlla un po' sporco, riesce però a tornare da Lotti che va al cross, spazzato fuori, Calamita mette a terra, gran servizio verso Baroni, blocca De Angelis. Lungo il pallone di De Angelis, il servizio arriva a Pigianelli che conquista un buon corner. Salzano a battere il calcio d'angolo, brutta battuta, regalata la rimessa al Tony Ponzi che riparte sempre con Calamita, va a servire sulla sinistra Baroni che prova ad andare sul secondo palo, lungo però il pallone a cercare Peleggi. De Angelis, pallone centrale, ancora però del Poggetto a recuperare, scambio sulla destra, pallone messo fuori, ancora Calamita poi, iniziativa sulla sinistra del Tony Ponzi, buttato in mezzo il pallone, spazzato fuori direttamente su un altro campo senza pensare alle finezze da parte di Fabrizio Sabatini. Battuta la rimessa laterale, si rimane sulla sinistra, poi buona l'occasione per Del Poggetto che scarica da Calamita che spara alto però. De Angelis lungo con il pallone, colpo di testa di Pigianelli, la spizzata però è a favorire l'intervento di Ponzelli. Calamita ancora prova a recuperare, recupera invece Del Poggetto, tocca Calamita, buono il servizio verso Borzelli che torna in possesso di palla, anche lui però spara alto. De Angelis, Rutolini, poi pallone ancora lungo, tenta Simone Salzano in ogni zona del campo per il facete largo, esce palla al piede, poi il capitano ancora Salzano riesce a liberarsi della prima marcatura, poi arriva a sostegno Romani, pallone indietro, occasione per il Tony Ponzi, ha scattato anche Peleggi in area di rigore, viene messo a terra Alessandro Baroni e calcio di punizione per il Tony Ponzi.
Fede, uno più alto, stuzzico a barriera. Quella è entrata dentro la polizia. È entrato dentro la caserma della polizia, Fischio dell'arbitro. Arriva il tiro altissimo però di Alessandro Baroni. De Angelis, il pallone arriva ad Alessandro che rimane a terra, non c'è il fallo da parte del direttore di gara. Calamita lotta tra due, perde il pallone, tenta di recuperarlo, pallone che arriva in area di rigore ma c'è il fischio dell'arbitro, il fallo commesso ai danni di Federico Romani. Fischio dell'arbitro, arriva il tiro alto sopra la traversa, ha provato a piazzarla Salzano. Ponzelli, Peleggi, indietro il suggerimento, poi servizio verso Del Poggetto, buono il cross, grandissimo l'intervento di Romani. Deve arrivare un altro cross ma c'è ancora uno scatenato Romani a tentare di negare le azioni offensive del Tony Ponzi, riesce però a scattare Baroni, ancora Baroni, tenta il tiro, respinto, poi prova a tornare sul pallone che esce fuori, la rimessa è per il Tony Ponzi. Batte il capitano che va da Peleggi, Peleggi marcato, riesce ad aprire da Calamita, Calamita apre sulla destra, il servizio di prima, non c'è tocco di mano di Romani secondo il direttore di gara, si lotta sempre lì ai limiti dell'area di rigore del Facete Largo, poi pallone ributtato in mezzo con Peleggi che alla fine la recupera in due in opposizione per il contropiede poi del Facete Largo, arriva poi l'intervento da parte di Dario Lotti, preziosissimo, e conquista anche la rimessa laterale, il numero 5 del Tony Ponzi. Calamita, velo di Calamita, in qualche modo Peleggi che è ancora sul pallone, poi arriva la copertura di Sabatini. De Angelis alla rimessa in gioco del pallone a posizione di Calamita, poi si alza un campanile, prova ad arrivarci Peleggi, in qualche modo riesce e subisce anche fallo. Va ribattuto questo calcio di punizione del Poggetto, arriva il sostegno da parte di Baroni che la piazza all'opposizione di D'Alessandro, il pallone esce ed è corner. Baroni prova sul secondo palo, colpo di testa di Dario Lotti, fuori. De Angelis, lungo. Bravo Fede! Bravo! Dai raga, accorciamo qua, Del Poggetto, tenta in dribbling ancora Del Poggetto, l'opposizione commette anche fallo. Dai raga, bravo te!
iniziativa di Alessandro, viene fermato in fallo laterale. Romani, rimessa lunga, fallo in attacco. Dai dai! Toni Ponzi, ancora a metà di questo secondo tempo per cercare di portarsi in vantaggio, lungo però il suggerimento per Del Poggetto. Calamita, palla a terra, scarica bene verso Barroni che allarga altrettanto bene, arriva al tiro, un campanile, ancora opposizione e calcio d'angolo. Arriva la battuta, Baroni ancora in dribbling, prova ad entrare in area di rigore, non riesce e commette fallo. Non io nemmeno, ma manco io, che cazzo volete da me? De Angelis, buona la sponda di petto, il duello con Del Poggetto che non riesce a recuperare il pallone, si torna da De Angelis, un po' rischioso il suo passaggio, perde infatti il pallone, Peleggi riesce ad andare in dribbling, Peleggi al 15° minuto, arriva il vantaggio del Toni Ponzi Investigazioni, una partita sofferta, poi l'errore del portiere e il vantaggio del Toni Ponzi con Peleggi. Ce ne dovevi fare 7! Ce ne dovevi fare 7! Ce ne faccio uno l'ultimi 10 minuti! Romani, 7 ce ne dovevi fare! Ce ne hai fatto uno l'ultimi 10 minuti! Sabatini all'indietro, il colpo di testa, l'opposizione da parte di Baroni, Baroni apre bene sulla sinistra, il pallone in avanti ancora, Peleggi, gran risposta da parte di De Angelis a negare la doppietta di Peleggi e il 2-0 del Toni Ponzi. Peleggi butta al centro, ancora respinto il pallone, la rimessa in zona d'attacco per il Toni Ponzi Investigazioni. Calamita direttamente verso l'area di rigore, Peleggi alza un campanile, poi c'è il fallo commesso ai danni di Marco Borzelli. Fischio dell'arbitro, batte Del Poggetto, il servizio a rimorchio per Alessandro Baroni che spara altissimo. Se giochiamo tutti, noi eravamo primi con questi.
De Angelis restituisce il pallone, poi butta subito in avanti il colpo di testa di Pigianelli, riesce a mantenere il possesso del pallone, poi il duello con Calamita che subisce fallo. Ci sbrighiamo a battere, per favore. Bravo, complimenti, ci sbrighiamo a battere però. Oh, stai a correre prima, porco Dio. Guarda come va piano. Fischio dell'arbitro, la battuta del calcio di punizione va del Poggetto che arretra, poi batte adesso con il destro, traiettoria esterna, colpo di testa, pallone rimane in area di rigore, viene spazzato fuori, ma c'è Calamita che fa un assist per il tiro di Alessandro Baroni, di pochissimo fuori. De Angelis lunghissimo sempre con le mani, arriva il colpo di testa, poi Romani, il pallone a Sabatini, Sabatini prova ad uscire palla al piede, su di lui l'opposizione di Peleggi e deve ripartire dalla rimessa laterale, il facete largo. Baroni allarga sulla sinistra, prova a mantenere il pallone in campo, ci riesce Borzelli, poi alla fine c'è il solito Federico Romani, scusatemi, preziosissimo in difesa questa sera per il facete largo. Calcio d'angolo per il Tony Ponzi Investigazioni, battuto corto, poi arriva lo scarico all'indietro, il pallone ancora per Baroni, tocca ancora all'indietro, arriva adesso il cross, nessuno però a ribadire in rete, prova allora ad uscire palla al piede, il facete largo con Sabatini, su di lui c'è il pressing da parte di Peleggi, poi arriva adesso il pallone in avanti, incontenibile sulla sinistra, il facete largo, poi Peleggi va in dribbling direttamente dall'area di rigore, ottimo il pallone a cercare Peleggi che viene atterrato a terra, c'è il fallo proprio sotto la nostra postazione da parte del numero 9 del facete largo. Il direttore di gara estrae il cartellino giallo per Melardo. Del Poggetto il tocco per Baroni, arriva il servizio verso Peleggi, scarica ancora da Baroni, apertura sulla sinistra del Poggetto, centrale, torna in possesso dopo l'1-2 con Baroni, poi buona l'opposizione del facete largo che tenta la ripartenza, Salzano messo a terra, altro cartellino giallo per il fallo commesso ai danni del numero 99 del facete largo. Prima non lo sentivi, oh! Prima non lo sentivi, ora se famo male! Sto pezzo di merda pelato! Ma che spiti, che coglione! Ma subito! Schiaffa di mezzo a macchina! Uno schiaffa di mezzo a macchina, ritardato! Faccia le chiavi, oh! Faccia le chiavi, oh, c'è il ferramenta! Che scemo! Oh, ma che cazzo di arbitro? Ancora tanta tensione in campo, chiaro che è la penultima giornata, come nella partita precedente, comunque giocano la prima e la seconda in classifica, c'è la possibilità che comunque il Tony Ponzi riesca a non disputare il playoff interno, dunque questa rappresenta una partita fondamentale, una vittoria fondamentale alla prossima per il Tony Ponzi, indipendentemente da quanto farà il CRS Betting. Con una vittoria si porterebbe
non disputare il playoff interno, come vi dicevo, accedere direttamente invece a quelli con le vincitrici dei gironi di A2 degli altri circoli. Ventitresimo minuto, 1-0 del Toni Ponzi sul facete largo, gol di Peleggi e soprattutto più 8 del Toni Ponzi sul CRS Betting. Quattro minuti complessivamente indica il direttore di gara di recupero, anche perché il 25esimo ormai è scattato. Arriva la battuta di questo calcio di punizione alto, lo blocca senza problemi Federico Ponzelli. 4 giri d'orologio dunque per il Toni Ponzi di investigazioni per mantenere l'1-0, cercare il doppio vantaggio. Peleggi controlla sulla sinistra, opposizione da parte di Sabatini, pallone fuori e rimessa laterale per il Toni Ponzi. Peleggi ancora, Peleggi si gira, gran suggerimento e azione quella di Peleggi. Arriva il fischio dell'arbitro per il fallo commesso ai danni di Peleggi. Fischio dell'arbitro, arriva adesso la battuta forte e tesa direttamente in porta, si oppone Luca De Angelis ed è calcio d'angolo per il Toni Ponzi. Ancora la battuta sul secondo palo, Ivan Calamita a realizzare allo scadere della sfida anche il 2-0 del Toni Ponzi Investigazioni, che legittima il vantaggio probabilmente con l'uomo migliore della partita, Ivan Calamita, 2-0. Dell'arbitro Romani, ormai ovviamente i 2 minuti sono quasi superflui. Calamita ancora a recuperare un altro pallone in area, poi con un servizio illuminante riesce a servire Baroni, il pallone arriva in avanti a Peleggi, Peleggi ancora all'opposizione di De Angelis. Dietro il pallone, Calamita, stavolta allarga a destra da Del Poggetto, torna in possesso Calamita, ancora il numero 2, centrale questa volta, il servizio arriva e arriva anche il 3-0 del Toni Ponzi Investigazioni, tutto in 60 secondi, prima Calamita, poi Borzelli ed è 3-0 Toni Ponzi. D'Alessandro, pallone ancora indietro verso De Angelis.
Triplice fischio dell'arbitro, minimo sforzo e massimo risultato per il Tony Ponzi Investigazioni, vince 3-0 sul facete largo, risponde dunque alla vittoria del CRS Betting, torna a +8 ed è sempre più vicino alla vittoria del girone della Stella Azzurra, con una vittoria indipendentemente dal risultato del CRS Betting. Alla prossima arriverà la possibilità di giocarsi direttamente il playoff esterno.